Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati a questa prima edizione dei nostri telegiornali. In apertura subito il delitto avvenuto a San Stino di Livenza in provincia di Venezia, dove un 17enne ha accoltellato e ucciso la zia Chiara Guerra, 53 anni, e poi ha gettato il corpo in un fiume, in un canale. Ma ci racconta tutto il nostro Christian Arboit con Edoardo Paris. Si trovano proprio sul posto. Christian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, anche da parte di Edoardo Paris. Mi trovo a ridosso del Malgher. In questo torrente, sulle acque di questo torrente si stanno concentrando le ricerche dei sommozzatori, dei vigili del fuoco, un'ampia mobilitazione di uomini e mezzi per recuperare il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, insegnante alle scuole medie, donna molto conosciuta in zona, uccisa a coltellate dal nipote 17enne. Una realtà amara, una realtà tragica. Il 17enne avrebbe confessato nella notte davanti ai carabinieri in caserma, torchiato dal pubblico ministero di Pordenone. Siamo a San Stino di Livenza, ma l'area di competenza è del magistrato del Friuli. In verità, dopo questa confessione, la competenza è passata al Tribunale dei minori di Trieste. Un dramma familiare quindi che scuote non solo una famiglia molto conosciuta in zona, ma un'intera comunità, a pochi anni dalla mattanza di Cinzia Luison, uccisa dal marito. Ci sono ancora tanti elementi da definire in questa tragedia familiare, Daniela, tantissimi. Resta il fatto che la donna fosse scomparsa da casa giovedì. Un primo allarme sarebbe stato lanciato dai colleghi venerdì mattina, non vedendola entrare al lavoro per gli esami appunto di terza media, quindi era attesa dalla commissione. Da lì quindi una prima segnalazione. Poi nella giornata di ieri la denuncia di scomparsa formalizzata presso la caserma dei carabinieri di San Stino di Livenza da parte dei familiari, e da lì appunto si è capito che qualcosa non andava, che c'erano degli elementi che non tornavano, che non poteva essere una scomparsa come tante. Tra l'altro c'è da dire una cosa, Daniela: il ragazzo, il 17enne, aveva un polso rotto. Anche per questo in caserma con lui c'era anche l'anatomopatologo Cirnelli, che era stato chiamato, è stato contattato dagli inquirenti anche per avere un quadro più generale dello stato di salute e psichico del ragazzo, di questo 17enne. Sullo sfondo ci sarebbero dei dissidi familiari tra la zia e la famiglia del ragazzo, che abitano qui poco distante, sempre qui a San Stino di Livenza. Non diamo tutti i particolari perché parliamo comunque di un 17enne, di un minorenne, quindi la cautela è d'obbligo. Le ricerche, prego Edoardo Paris di documentarvi con le immagini, stanno proseguendo. Questa è l'area dove il giovane dice di aver scaricato il corpo della zia dopo appunto averla accoltellata. Siamo ad alcune centinaia di metri dall'abitazione. Qui siamo in via Canaletta, all'altezza dell'Ecocentro. Questo è il torrente Malgher che scorre appunto verso il Lemene. Come vedete è un canale particolarmente profondo. Le piogge dei giorni scorsi lo hanno anche ingrossato, e dove c'è il gommone adesso, quella è la zona, quello è il punto indicato dal ragazzo agli inquirenti. Il ragazzo adesso si troverebbe sempre in caserma.
insomma l'interrogatorio c'è stato, ma si è in attesa di decisioni ulteriori. Un particolare che dobbiamo darvi, che fa parte della cronaca, è la modalità con la quale il giovane ha portato la zia qui e l'ha scaricata nel Margher. Sembra che appunto la donna sia stata caricata su una carriola. Poco fa i vigili del fuoco hanno proprio sradicato letteralmente delle telecamere dalle abitazioni di questa via, sia alla ricerca di immagini che possano documentare la notte, la dinamica, probabilmente appunto nella notte tra giovedì e venerdì. Questa la cronaca. Stanno indagando i carabinieri qui sul posto con i vigili del fuoco, la polizia locale. Poco fa è arrivata anche la protezione civile, l'area è transennata, ci sono tanti residenti sotto shock che cercano di capire cosa sia successo. A coordinare le operazioni per la parte di competenza, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco Gianluca De Stefani. Sindaco, buongiorno. Parliamo di un risveglio tragico e amaro per la sua comunità. Chiara Guerra era molto conosciuta per la sua attività delle scuole medie. Buongiorno, una comunità questa mattina di San Stino che si è svegliata in forte sgomento, una comunità che è ancora fortemente provata anche dal caso di cronaca nera di qualche anno fa. Siamo qui da questa mattina, sto seguendo assieme alle forze dell'ordine tutte le indagini, le forze dell'ordine che ringrazio per l'operato e per quello che stanno facendo. Una famiglia ben conosciuta e ben voluta all'interno del territorio, ben integrata all'interno del territorio comunale, famiglia storica di San Stino di Livenza, anche per il lavoro che fanno e che faceva la vittima. Un lavoro insomma come professoressa che è sempre stata ben accolta, ben voluta anche da tutto l'istituto scolastico. Quindi il dolore, diciamo così, e lo stato di shock è doppio, perché parliamo di persone molto conosciute, parliamo di una 53enne, di un insegnante giovane, parliamo di un nipote di un ragazzo ancora più giovane di 17 anni che frequenta la scuola, frequentava una scuola nello Pitergino Mottense, e quindi insomma gli interrogativi sono tanti, al di là dell'indagine, al di là della dinamica, al di là dei dettagli, ci sono tanti interrogativi proprio che la comunità si sta ponendo in questi minuti, in queste ore. Sono vicende che una comunità non vorrebbe mai poter vivere. Chiaramente, ripeto, come amministrazione comunale, come comunità siamo vicini a tutta la famiglia per questa tragedia che, ripeto, nessuna comunità vorrebbe mai trovarsi in queste situazioni, soprattutto anche, ripeto, per quello che ci è già accaduto qui in questo territorio. Ecco, Cinzia Luison, lei fa riferimento alla tragedia di Cinzia Luison che fu ammazzata dal marito qualche anno fa. Sì, ovviamente sono due dinamiche completamente diverse, ma ripeto, per una comunità anche piccola come San Stino, dove comunque tutti ci conosciamo e tutti ci frequentiamo, chiaramente lo sgomento e la tragedia ancora fa più sentire e si fa ancora più sentire all'interno del tessuto sociale e della comunità. Lei, sindaco, resterà qui sul posto a coordinare le operazioni? Sono qui da questa mattina e sicuramente sarò qui a seguire le indagini per capire un po' come sta andando la vicenda, ma ovviamente sono indagini che vengono eseguite dalle forze dell'ordine che hanno il loro percorso giudiziale. Grazie Sindaco. Forze dell'ordine, lo ripeto Daniela, che sono coordinate dalla Procura della Repubblica dei minori di Trieste, perché l'area di competenza, anche se siamo in provincia di Venezia, è dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia in capo alla Procura giuliana. Chiaramente la mobilitazione è molto ampia, San Stino di Livenza sta trattenendo il respiro da questa mattina. Insomma, ho visto tanti volti scossi, abbiamo raccolto diverse testimonianze, c'è chi ci parla di un clima teso a casa, soprattutto
tra la vittima e la famiglia del 17enne, probabilmente alimentato da dissidi di ordine economico. Certo, nessuno si aspettava un epilogo del genere, un dramma di questa portata. Vedo tra l'altro, non ci sono movimenti, il gommone dei sommozzatori sta ancora operando. Questa è la zona dove per l'appunto il giovane, il 17enne, dice di aver portato il corpo della zia Chiara Guerra, 53 anni. Daniela, ti richiederò la linea più avanti, questo il quadro aggiornato da San Stino di Livenza con Edoardo Paris, ti ricedo la linea. Grazie davvero a Cristian Arboito. Ovviamente torneremo a ricollegarci con San Stino di Livenza, con Cristian Arboito e Edoardo Paris per ulteriori notizie, e ovviamente se verrà ritrovato il corpo della zia, come avete sentito, che è stata uccisa a coltellate. Il nipote ha confessato una lunga confessione nella notte nella caserma dei Carabinieri, e appunto avrebbe detto di averla portata con una carriola, il corpo coperto da un telo, avrebbe fatto qualche centinaia di metri, come avete sentito dal nostro Cristian Arboit. Sono state ora sequestrate, sono visionate tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, anche quelle delle abitazioni private, proprio per vedere se quanto detto dal ragazzo, lo ricordiamo, 17 anni, è assolutamente vero. Abbiamo visto anche delle immagini, tantissima la gente, una comunità, avete sentito anche il sindaco che si è risvegliata davvero sotto shock per questo delitto, atroce delitto, un epilogo di un dissidio familiare che nessuno si aspettava. E da quello che abbiamo sentito, i carabinieri della stazione di San Stino di Livenza hanno posto sotto sequestro la legnaia in cui sarebbe avvenuto l'omicidio e dove sono state rinvenute vaste chiazze di sangue, così come tutto il resto dell'abitazione. Il giovane ha riferito agli investigatori che l'arma del delitto, probabilmente un coltello, un grosso coltello da cucina, l'avrebbe gettato nel canale assieme alla vittima. I sommozzatori, l'avete visto, di Vigili del Fuoco stanno attivamente cercando sia l'arma del delitto sia il corpo della donna. Ci ricollegheremo fra pochissimo con il nostro Cristian Arboit per avere ulteriori notizie di questa tragedia che ha funestato questa domenica di giugno. Ora noi andiamo avanti e parliamo di incidenti stradali. Andiamo nel Trevigiano con un altro motociclista protagonista e vittima purtroppo di un incidente avvenuto a Maser. Invece è vivo per miracolo un 26enne di Casella d'Asolo, volato dentro un fossato dopo aver urtato una vettura. Una lunghissima frenata sull'asfalto, segno più evidente dell'alta velocità, poi l'impatto contro lo specchietto retrovisore destro di una vettura e il volo dentro il fossato laterale. Il gravissimo incidente si è verificato sulla strada provinciale 248 Marosticana, nel territorio di Maser, all'altezza dell'abitato di Coste. Ad avere la peggio è stato un motociclista 36enne di Casella d'Asolo. L'uomo proveniva da Montebelluna e sarebbe partito a razzo appena il semaforo è diventato verde. Da via Mattei, laterale che porta la zona artigianale, aveva appena svoltato verso sinistra, direzione Asolo, una Lancia Delta che si era già immessa sulla carreggiata. Il conducente però non avrebbe fatto in tempo a vedere la moto. Inevitabile a quel punto l'impatto, con il motociclista che si è buttato sul lato destro, passando sul fianco della macchina a cui ha tolto lo specchietto laterale e finendo fuori strada, prima contro un palo che potrebbe averne frenato il volo, poi dentro il fosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa delle fratture e dei traumi riportati.
Sul posto è arrivato l'elicottero del SUAMI di Treviso che lo ha trasportato al Cafoncello, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sarebbe potuto andare ben peggio se l'impatto fosse avvenuto sulla spalletta del ponticello. Al lavoro anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna per i rilievi. La strada in quel tratto è rimasta chiusa per circa un'ora dopo il sinistro avvenuto verso mezzogiorno. Nel punto dell'impatto tra la moto e l'auto, a pochi passi da un bar molto frequentato, c'è una buona visibilità laterale in entrambe le direzioni. Il limite di velocità è di 70 km/h. Soprattutto ai giovani con le moto andare piano, perché la vita è una sola e non c'è niente altro da dire, bisogna andare piano. A me, 63 anni, mi suonano il clacson, perché? Perché vado troppo piano. Una volta ero scalmanato anch'io, adesso mi sono reso conto che non ne vale la pena, bisogna andare piano. Ed ancora un incidente in via Bassanese nel territorio di Sernaglia della Battaglia. Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un'auto ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Treviso. Incidente all'ora di pranzo lungo la strada provinciale 34 nel comune di Sernaglia della Battaglia, proprio di fronte al campo di Tamburello di Fontigo. L'impatto violento ha coinvolto un'automobile e una motocicletta che procedevano nello stesso senso di marcia. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 53 anni di Primiero San Martino di Castrozza, che dopo l'impatto è stato scaraventato fuori dalla careggiata. La moto è rimasta ribaltata accanto all'autovettura con le ruote riverse verso l'alto, mentre il Centauro è sbalzato alcuni metri più avanti, finendo dentro al fossato che costeggia la strada. Fortunatamente l'uomo non avrebbe mai perso conoscenza e il fossato in quel tratto conteneva soltanto pochi centimetri d'acqua. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del SUAMI 118. Dopo le prime cure, visti i traumi riportati, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero ha trasferito in pochi minuti il ferito all'ospedale Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i vigili urbani impegnati nei rilievi per accertare l'esatta dinamica dello schianto, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e dei mezzi coinvolti. Tra i residenti della zona torna intanto il tema della sicurezza stradale. Molti segnalano infatti come il tratto sia frequentemente percorso da veicoli che non rispettano i limiti di velocità, chiedendo maggiori controlli per prevenire nuovi incidenti. C'è delle moto che vanno via a 120-130 all'ora e anche macchine. Da che rotonda là passa per il paese e per cui potrebbero fare un senso unico. Possono fare un senso unico. E non ce l'ha fatta Filippo Cortivo, il quindicenne è rimasto gravemente ferito nell'incidente del 10 giugno ad Orgiano. Il ragazzo era in sella al suo scooter Yamaha quando poco dopo le 13 si è scontrato con una Fiat Panda di un 23enne del posto. Il terribile impatto è avvenuto all'incrocio con via Camuzzana. Fin da subito le condizioni del giovane erano apparse disperate, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso, ricoverato in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo 2 giorni di lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Il suo cuore ha smesso di battere. Profondo cordoglio a Spiazzo di Val Liona, dove Filippo viveva con i genitori e la sorella. E cambiamo argomento, andiamo nel veneziano. Entrano da oggi in vigore le zone rosse a Jesolo, Venezia, Chioggia e Sottomarina. A Jesolo oltre 200 uomini e donne delle forze dell'ordine dispiegati, arrivati 15 nuovi carabinieri attesi e altri rinforzi per polizia e vigili. Riteniamo di avere necessità di avere strumenti per le forze dell'ordine e di allontanare quei soggetti che vengono a Jesolo per creare confusione o per disturbare gli altri. Ecco, questo è proprio il tipo di turista, di ospite che Jesolo non vogliamo, per questo la zona rossa secondo me è uno strumento per rafforzare questo messaggio e da adesso fino al 23 di agosto abbiamo inteso estendere anche le zone di Piazza Milano e Piazza Torino. Da Piazza Casabianca a Piazza Marina fino all'Arenile e la strada retrostante, la zona della stazione per un raggio di
500 metri, Piazza Milano e Piazza Torino. Per la stagione balneare 2026 a Jesolo si ampliano le zone rosse, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine e interdetti alle persone già schedate. Zone rosse che entrano in vigore in queste ore e che rimarranno attive fino al 23 agosto. Ciò non significa che tutta la città non sia assolutamente controllata. Avremo a regime con tutti i rinforzi estivi oltre 200 unità fra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e guardia costiera, quindi tutta la città sarà presidiata. Nei giorni scorsi sono arrivati 15 carabinieri a cui dà ospitalità la città di Jesolo, quindi paga il pernottamento. Arriveranno delle forze di polizia nelle prossime settimane, la polizia locale lo stesso ha assunto 10 stagionali e anche la Guardia di Finanza poi durante l'estate avrà degli ulteriori rinforzi. Nel 2025 avevano avuto ottimi risultati con nessun episodio violento registrato e che vede con l'entrata in vigore delle zone rosse nel weekend di questo 2026 un deterrente per scongiurare risse, rapine, liti e schiamazzi. Episodi che nelle ultime settimane hanno visto Jesolo al centro delle cronache dopo la rissa scoppiata in piazza Brescia, quella in via Herrera nel quartiere residenziale vicino allo stadio Picchi e gli scontri in piazza Mazzini e piazza Marconi. Zone rosse che scattano anche a Venezia, Chioggia e Sottomarina. Bene così, maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio, così daremo una risposta ovviamente più veloce, più incisiva anche ai cittadini che chiedono e pretendono maggior sicurezza e anche a tutte le attività commerciali del centro di Sottomarina. Zone rosse al via, dunque abbiamo ascoltato negozianti, cittadini e turisti a Jesolo per capire che cosa ne pensano. Ascoltiamoli. Se c'è confusione, c'è qualcosa che non va, dobbiamo chiudere il negozio e andare a casa. È l'unica difesa che abbiamo in questo momento. È già successo? Certo, 2 o 3 volte ormai. L'anno scorso si è ripetuto 4 o 5 volte che abbiamo chiuso il negozio prima del tempo, specialmente di sabato sera perché c'era troppa confusione. Diciamo così. Zone rosse al via ai gestori dei locali del centro, come il titolare della sala giochi di piazza Marconi, plaudono all'avvio per la stagione estiva, sperando così in una maggiore presenza delle forze dell'ordine che fungano da deterrente per chi usa le piazze come teatro di episodi di violenza. Tra gli esolani e non, il sentimento è quello di un'accoglienza positiva al provvedimento. Io sono abbastanza tranquillo, vedo che la sicurezza c'è. E le persone si comportano tutte bene, quindi direi che va bene. Dipende un po' dai posti, dalle zone, però sì, la tranquillità c'è, non vedo queste grosse risse, almeno dopo dipende dagli orari che magari noi non frequentiamo forse. Bene, insomma, che ci siano più controlli. Sì, assolutamente sì, questo sì, devono esserci e devono farsi vedere, che così insomma cerchiamo di essere come deterrenti, no? Con i controlli. Bene, se si evitano risse, bene. Non ho parole, signorina, adesso siamo tutti purtroppo esterrefatti, è sempre peggio. Quindi bene che ci siano più forze dell'ordine in giro? Purtroppo sì. Bene, direi bene. Secondo me è una cosa buona, sì. Io non sono di Jesolo, sono appena arrivato, però sono contento di questa cosa, sì. Sono assolutamente favorevole a queste zone, si cerca di contenere, diciamo, questi schiamazzi, chiamiamoli così, queste zone hanno bisogno di sorveglianza e quindi che ben vengano. Sono d'accordo, poi ogni situazione va valutata, però non ci trovo niente di strano, credo che sia per la sicurezza pubblica. Ed ora vi presento l'ospite che ci ha raggiunto qui in sede, in redazione, Antonella Tocchetto, Partito Democratico. Intanto buongiorno e grazie per essere qua. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, partiamo da una notizia di Treviso, del trevigiano, che sta insomma scatenando non poche polemiche, che è quello che sta accadendo alla gelateria Sommariva, insomma appena aperta da poco, insomma proprio nel cuore di Treviso, che aveva insomma allontanato dei Maranza, e a un certo punto sui social sono fioccate davvero numerose recensioni negative. Questo fa pensare, Antonella, fa riflettere, e ne abbiamo parlato più di una volta anche sull'uso dei social. Beh, allora diciamo che per chi non conosce la gelateria Sommariva è, come dire, un luogo storico per noi anche non più giovani, perché andavamo con i nostri nonni, le nostre mamme, quindi la riapertura è stato un evento importante
per i trevigiani. E devo dire che è situata in una zona molto critica, perché purtroppo quella zona lì, seppur presidiata dalle zone rossa, è ancora molto critica da parte di questi ragazzi. Ora, ho letto anch'io le recensioni, tra l'altro nell'insalata ci sono i capelli, si capisce veramente che sia stato un attacco pazzesco. Allora, attacco mirato? Un attacco mirato, allora, anche perché io ci vado spesso a bere il caffè, sono veramente molto gentili e hanno un po' ripristinato la sommariva di una volta con un peraltro buon gelato. E io credo che bisognerebbe essere veramente molto più severi nel rispetto delle regole. Allora, da che cosa nasce tutto questo? Dal fatto che questi ragazzi sono entrati dentro, hanno molestato una signora di una certa età. È un posto peraltro molto frequentato, ripeto, dai trevigiani che lo ricordano come posto storico. Sono usciti senza pagare, giustamente i titolari hanno chiamato i vigili o la polizia, richiamati questi ragazzi, costretti a pagare, poi si sono scatenati. Allora, l'uso dei social, come dire, va veramente regolamentato, ma io penso anche che episodi di questo genere qua devono non far arrendere gli adulti, ma devono farli diventare forse anche più severi e rispettosi delle regole. Io non sono una punitiva e cercherei sempre di trovare una azione di mediazione, però effettivamente la sfrontataggine di molti ragazzi, soprattutto se in gruppo, perché se li prendi da soli sono quasi, come dire, timidi, ma da gruppo, in questo caso qua mi pare fossero 3-4 ragazzi, si fanno forza e credono di essere i proprietari del mondo. Bisogna, come dire, essere veramente molto severi. In questo caso qua io prenderei questi ragazzi e gli direi: bene, da domani mattina in quell'area là andate a pulire tutte le mattine con un obbligo. I famosi lavori socialmente utili. Ma sì, che sono socialmente utili per far crescere le persone, perché il rispetto delle regole, e ripeto, io non sono una punitiva, a me per esempio vedere le zone rosse con la polizia che dà garanzia un po' mi inquieta, perché dico: ma dove siamo arrivati? Però dall'altro lato bisogna anche che noi adulti cerchiamo in qualche modo, in 1000 modi, di far rispettare le regole. È difficile, è complicato, ripeto, questi ragazzi molto spesso si sentono proprietari del mondo a 20 anni, ci sentivamo anche noi proprietari del mondo a 20 anni, ma avevamo anche un gran senso di rispetto delle norme e delle regole, perché sapevamo che a qualsiasi cosa fatta fuori norma avevamo anche una severità genitoriale che ovviamente ci preoccupava a 20 anni. E adesso non esiste più, bisogna ripristinare una severità nel rispetto dei comportamenti. Ecco, e vogliamo ricordare insomma che è un'attività che è aperta da non molto tempo, un'attività che era storica, insomma sicuramente questo, come si diceva, ha fatto davvero felici molti trevigiani che la ricordavano come proprio sì, certo, la gelateria di Treviso, e purtroppo questo arreca un danno, anche se magari le persone capiscono quale può essere il problema, però comunque può arrecare un danno non indifferente a un'attività come questa. Sì, poi attenzione, e lo dico anche come strumento, leggere sui social le cose vanno sempre, come dire, pesate, perché qui, in questo caso qui, ho letto dei commenti veramente irriguardosi, un gelato che non aveva il gusto del gelato, e non è vero assolutamente niente. Potrei, con un paragone azzardato, dire che quando leggo delle indicazioni giuridiche di qualcuno che dice no, si doveva far così, non dico che pretendo che facciano gli avvocati, ma almeno insomma che sappiano di che cosa parlano, per cui sui social molto spesso, o per criticare o per farsi vedere o per essere i cosiddetti leoni da tastiera, si scrivono delle cose che non hanno senso. Servirebbe magari che qualcuno andasse a prendere queste persone, che spesso però hanno degli pseudonimi, e magari anche fargli una bella lettera di fida, cioè mi verrebbe da dire, perché allora o provi che effettivamente quel gelato ti ha fatto venire mal di pancia, e non è vero, altrimenti puoi rischiare di aver fatto un commento che si potrebbe verificare come una richiesta di risarcimento danni per danno di immagine. Lo dico così in modo semplice: hanno trovato il capello sull'insalata, e non è vero. Anche altro denuncia per danno d'immagine. Poi è ovvio che i gestori non è che possono denunciare 300 commenti errati.
ma dovrebbe essere un senso di punizione, cioè un senso di rispetto delle regole, a meno che non sia veramente successo quello, ma in tanti di noi che frequentano quel luogo non succede, quindi una punizione legata a un risarcimento danni economico, fossero anche 100 euro, è sempre una cosa che infastidisce come le multe e potremmo trovare una strada di questo genere. Certo che, ripeto, noi adulti non possiamo mollare sul rispetto delle regole di convivenza civile, che sono fondamentali, importanti e che ci consentono a tutti di vivere in una situazione, come dire, di buona convivenza. E noi adesso parliamo purtroppo di un altro argomento con cui abbiamo aperto questa prima edizione, che è il delitto di San Stino di Livenza. Io vedo che si sta ricollegando con noi il nostro Cristian Arboit, quindi appena lui è pronto, non so se Cristian mi sente. Cristian, buongiorno di nuovo, non so se mi senti. Sì, Daniela, ti sento forte e chiaro. Abbiamo cambiato lato, ci siamo spostati di poche decine di metri, siamo in via Verdi. Anche qui i vigili del fuoco, i carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza di alcune abitazioni. Questa sera anche nei telegiornali vedrete proprio le operazioni di smontaggio delle telecamere, perché si indaga senza sosta per dare forma e sostanza alle dichiarazioni, all'interrogatorio reso da questo ragazzo, da questo 17enne che appunto avrebbe confessato di aver ucciso la zia Chiara Guerra, 53 anni, un volto noto, molto amato anche e conosciuto qui a San Stino di Livenza per la sua professione. Era insegnante alle scuole medie, la conoscevano bene Tommaso e Simone, che oggi hanno 18 anni e che questa mattina sono molto scossi, come è scossa tutta la comunità di San Stino di Livenza. Che ricordo hai della tua insegnante, della professoressa Chiara Guerra? Beh, la professoressa Chiara Guerra era una persona solare, la mia insegnante in prima media di geografia, e lei ha un ricordo, cioè, tranquillo, una persona calma, tranquilla, pacata, una persona che faceva il suo e insomma una persona civile per bene, e non mi sarei mai aspettato questa tragedia qua a San Stino di questo tipo. Una tragedia assurda. Una tragedia assurda, cioè una roba fuori dal normale, veramente. Fuori dal normale, chiedo anche a te, un ricordo è stata anche per te, è stata la tua docente di geografia, perché insegnava geografia principalmente. I miei ricordi suoi sono col sorriso, una brava persona che insegnava molto bene e non me l'aspettavo una cosa del genere, perché non era una persona cattiva, non se lo meritava. Voi la incrociavate per strada, immagino, comunque San Stino è una comunità di 12.000 abitanti, quindi vi salutavate? Sì, quando la trovavamo ci fermavamo a parlare, ci ha sempre colto col sorriso. Confermo? Confermo, sì. Quando ci fermavamo a parlare, quelle due parole, sempre sì, col sorriso, in maniera tranquilla, comunque c'era un minimo di rapporto ovviamente, essendo una nostra professoressa la vedevamo spesso. E resta il fatto che ad averla uccisa serve stato, utilizziamo ancora il condizionale, ma insomma quasi più per una questione formale, è un ragazzo che ha un anno in meno di voi, anzi fra 2 mesi compie 18 anni, quindi un vostro coetaneo. Lo conoscete, non facciamo nomi né cognomi, ma lo conoscete di vista? Probabilmente di vista, momentaneamente non saprei, però sicuramente essendo da San Stino, cioè, l'avremo sicuramente incrociato da qualche parte, insomma la faccia, se qualcuno mi fa vedere una foto, insomma sicuramente riesco a riconoscerla. Ecco, anche perché appunto probabilmente il ragazzo frequentava le scuole a Oderzo, voi soprattutto siete proiettati come giovani a Portogruaro, a San Donà di Piave, corretto? Sì, io andavo a scuola a San Donà, ho smesso da 2 anni, però andavo a scuola a San Donà. Ecco, però sono tanti interrogativi, no? Ci si interroga su questa violenza, che cosa abbia
fatto scattare questa violenza. Non si parla tanto di violenza giovanile, di violenza tra i giovani, ma qui insomma è un caso, voi avete detto prima, fuori dal normale. Io non ne ho idea, non so, non potrei neanche capire o scoprire perché. Lei non se lo meritava, non era una persona cattiva. Siete molto scossi ed è comprensibile. Grazie Tommaso e Simone, grazie davvero per questa vostra testimonianza. Poco fa abbiamo parlato anche con la signora Monica, la sentirete probabilmente questa sera, che conosceva molto bene Chiara Guerra. Tutti parlano di una signora, di una donna molto riservata, ma che era molto aperta, disponibile con gli altri anche per il suo ruolo. Insegnava per l'appunto da anni a San Stino di Livenza, quindi lo hai sentito Daniela, il ricordo anche tra le nuove generazioni, un ricordo vivido, insomma non ci sono davvero parole, se non dire alle 12:35 che le ricerche proseguono senza sosta. C'è il gommone dei sommozzatori, ve l'ho mostrato prima con le immagini di Edoardo Paris, adesso non possiamo avvicinarci nuovamente, l'area è transennata, rispettiamo il lavoro dei soccorritori, di tanti uomini e donne che in questo momento stanno perlustrando palmo a palmo il canale che porta sul Lemene. Sono ricerche particolarmente complesse, parliamo di un'acqua un po' scura, un po' melmosa, è un canale che poi si è gonfiato nei giorni scorsi, ci sono state delle piogge e quindi il corpo in questo momento potrebbe essere chissà dove. È entrato anche in azione l'elicottero drago dei vigili del fuoco che mi dicono sta perlustrando tutta la zona fino alle spiagge, fino a Caorle per intenderci. Quindi è una giornata di lavoro. Poco fa la Protezione Civile ha portato anche tante bottigliette di acqua per l'appunto agli uomini che stanno operando. È ancora sul posto, lo potete vedere il sindaco Gianluca De Stefani che è qui da questa mattina prestissimo, si è aggiunto anche il vice sindaco, si stanno confrontando anche sulle modalità operative delle ricerche da qui al pomeriggio. Questa zona comunque tra via Verdi, via Comunie e via Canaletta è al momento interdetta. Abbiamo parlato poi anche, ti dirò Daniela, con alcuni residenti per capire se nella notte tra giovedì e venerdì avessero visto qualcosa di sospetto, perché appunto si parla di un ragazzo che ha portato qui, dice di aver portato qui in questa zona il corpo della zia di questa 53enne. Signora, se la sente di venire un attimo in diretta con noi per dirmi solo quello che mi ha detto prima. Lei abita qui e tra giovedì e venerdì non ha visto né sentito nulla? No, sono anche sempre via e poi fra l'altro no. Mi dispiace di non potervi accontentare. Ma non sì, lei non ha sentito proprio nulla? No, non ho sentito niente. Grazie signora. Ecco, perché questo è, stiamo sentendo un po' di persone qui in via Comunie, in via Verdi, ma appunto per il momento nessuno pare abbia visto o sentito nulla. Certo, sono stati percorsi diverse centinaia di metri. E quindi magari un'immagine di una telecamera, magari una testimonianza nelle prossime ore non si esclude chiaramente che altri tasselli possano comporre il mosaico di una tragedia che lascia sgomenti. Daniela, ti ricedo nuovamente la linea. Grazie davvero a Christian Arboit che assieme a Edoardo Paris per la parte tecnica. Antonella Tocchetto, una notizia e un risveglio non solo per San Stino di Livenza ma
per l'intero Veneto davvero, che lascia sgomenti. Insomma, 17 anni, reo confesso, avrebbe confessato una lunga confessione nella notte nella caserma dei Carabinieri, ha tolto la vita alla zia per problemi, ovviamente sembra, diamo il condizionale, economici, dissidi tra le due famiglie sfociati in una tragedia come questa. Beh, allora sì, è veramente angosciante, perché come leggevo nei titoli qui sembra appunto che ci sia questa questione ereditaria. Allora, a 17 anni hai la vita davanti, le questioni economiche, diciamo così, non è che ti dovrebbero interessare, cioè ti dovrebbero interessare nell'ambito di un tuo futuro, di capire che cosa devi fare nella vita, che cosa vuoi fare, se vuoi andare a lavorare o costruirti una carriera proseguendo gli studi. Probabilmente magari ci saranno state tensioni che ci sono sempre nelle famiglie se ci sono questioni ereditarie, ma questo di portare un ragazzino magari per questioni legate al padre, come leggevo sui titoli, che magari era arrabbiato con la sorella, ad uccidere la zia, veramente siamo fuori di ogni cosa. Ci sono due punti che mi sento di chiarire. Prima questione, molto spesso io monitoro molto i social per lavoro, molto spesso anche nell'ambito ad esempio di alcuni social molto noti, in particolare TikTok, ci sono grandissime scene di violenza di tutti i tipi, e quindi questi ragazzi che magari non hanno la capacità di filtrare i messaggi possono essere, come dire, edotti facilmente a pensare che la violenza sia una cosa dei social, ma poi quando tu la pratichi uccidi una persona. 2, ti sei rovinato la vita perché a 17 anni adesso inizia per te un lungo percorso di carcere, e che è sicuramente molto molto terribile. Terza cosa, ma forse la più importante, io da tanti anni faccio diritto di famiglia e purtroppo, l'ho già detto molte volte nelle vostre trasmissioni, devo constatare che c'è una violenza veramente pazzesca all'interno della famiglia, cioè non ci sono più gli scioglimenti di famiglia, come dire, pacifici. Non ci sono dialoghi. Ma anche nelle cose più difficili, dai 10 centesimi per una penna che due coniugi litigano per i figli che devono mantenere, alle questioni ereditarie, alle questioni di confini tra parenti, che diventano di gestione di una difficoltà pazzesca anche per noi professionisti. Io veramente l'anno scorso, ad esempio, ho avuto un momento veramente di crisi, non certo che volevo cambiare il lavoro perché mi piace fare l'avvocato, ma ero veramente andata in crisi perché non riuscivo a comporre delle fratture così, voglio dire, molto semplici tra persone di famiglia, anche in questo caso era una questione ereditaria, che ero sconvolta e dicevo o io sto perdendo la capacità di mediazione oppure le persone sono fuori di testa. Purtroppo questa cosa che poi ho superato mi si è riproposta in maniera ancora più forte successivamente, perché la gente ormai non è più in grado di dialogare e soprattutto i dialoghi, la difficoltà di parlarsi è proprio all'interno delle famiglie. Ora, questo può essere un caso specifico, ma arrivare a 17 anni, quasi 18, a non renderti conto che per dirimere delle contrapposizioni economiche, che voglio dire, che nella vita la cosa importante è crescere bene e avere la salute. Tra l'altro, Antonella, permettimi, dissidi all'interno di due famiglie dove questo ragazzino, se tutto fosse confermato, perché certo, poi bisogna ovviamente lui ha verificare, confessato, ma poi bisognerà anche certo, andiamo su presupposti, esatto, diciamo. Andiamo nel condizionale, cioè se tutto fosse confermato davvero diventa, cioè sono due famiglie che hanno messo in mezzo un ragazzino, sì, che poi è arrivato a compiere un atto così. Ma certo, ma per quali questioni? Questioni economiche. Allora, nella vita le cose importanti sono cercare di vivere in una situazione di socialità e non avere, che purtroppo tante famiglie hanno, problemi di salute. Certo. Queste sono le due cose importanti. Certo. I soldi, averli o non averli, certo ti cambia, ma come dire, non devono essere neanche azioni di discussione, si possono trovare delle condizioni di mediazione per trovare delle soluzioni economiche su una contrapposizione tra le parti. Questo ragazzino a 17 anni
si è rovinato la vita, ma si è veramente rovinato la vita, anche perché io non sono una penalista come è noto, ma l'aggravante poi di aver occultato il cadavere, di averlo coperto, da come si legge o si sentiva questa mattina, di averlo gettato nel fiume, con le ricerche che sono, come vedete, molto complicate, perché probabilmente in un fiume poi che sfocia il Livenza, poi anche nel nostro Adriatico, magari indubbiamente possono esserci delle difficoltà a trovare il corpo. Io credo che veramente sia aberrante. Però purtroppo, ripeto, la violenza che si trova in rete, e con la rete metto anche le televisioni, nel senso delle piattaforme che fanno film molto violenti, o la rete di per sé, è un problema che se i giovani non hanno quegli strumenti per poter capire che la violenza è una cosa gravissima, purtroppo possono accadere come un gioco delle situazioni, magari anche per dire alla famiglia: ho risolto il problema di qualcosa che contrapponeva due situazioni familiari. Beh, è aberrante, non ci sono neanche, come dire, aggettivi per definirlo, ed è gravissimo, ma questo ragazzo si è rovinato la vita. Sì, purtroppo si è rovinata la vita e ha tolto una vita. Grazie davvero Antonella Tocchetta per essere stata con noi. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio, ancora cronaca, e torneremo a parlare di questo delitto. Pubblicità. Grazie. Siamo tornati nuovamente in studio con la nostra prima edizione. Noi continuiamo con la cronaca. Sono stati arrestati con l'accusa di estorsione e rapina 3 portabagagli abusivi dell'Est Europa che si appropriavano anche con violenza delle valigie dei turisti, facendosi poi pagare per restituirle. Agivano abitualmente nell'area della stazione ferroviaria di Venezia. Si muovevano nell'area attorno alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, prevalentemente nei pressi del ponte di Calatrava. Le modalità erano sempre le stesse. Fermavano i turisti come fossero dei portabagagli, si appropriavano delle loro valigie senza troppi complimenti e per restituirle pretendevano denaro con un'insistenza che arrivava all'intimidazione se non alla violenza. La polizia ha arrestato 3 uomini tra i 25 e i 50 anni, originari dell'Est Europa e con precedenti di polizia, tutti accusati a vario titolo dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina. Gli episodi di violenza, di prepotenza nei confronti dei turisti da parte di alcuni di questi portieri abusivi si stavano ripetendo e quindi li abbiamo, come dire, insomma, seguiti bene, abbiamo articolato dei servizi di osservazione, abbiamo costruito le responsabilità e il risultato è arrivato. Ci sono stati episodi di violenza, ci hanno messo le mani addosso anche alle persone durante le rapine? Sì, non ci sono state lesioni vere e proprie, ma sì, l'aggressività è stata forte in qualche circostanza. Le investigazioni hanno documentato tra febbraio e marzo un'estorsione a 2 turisti israeliani, una rapina ad una giapponese, una tentata estorsione ed una rapina ad altri 2 giapponesi. Noi non siamo riusciti a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione, ma dei collegamenti tra i soggetti sicuramente ci sono. E vivevano appunto in alloggi di fortuna, diciamo così. In alloggi di fortuna, sì. È venuto in flagranza l'arresto, poi sono stati fermati durante un... No, non l'abbiamo presi dove vivevano. C'è anche un quarto indagato, gravemente indiziato assieme a uno dei 3 arrestati, di una rapina commessa a bordo di un treno, sempre alla stazione di Venezia, il 24 gennaio. C'è una modalità particolare con cui venivano scelte le vittime, magari quelli più anziani, diciamo soggetti più deboli? Sicuramente queste persone sono, come anche i truffatori, sono bravi ad individuare le vulnerabilità, perché una persona anziana, anche una persona che si muove magari con dei ragazzi, con dei minori, certamente è più esposta e quindi magari cede più agevolmente. Accanto a quello dei borseggiatori, che rimane comunque il più diffuso, quello dei falsi portabagagli non è un fenomeno nuovo nell'area attorno alla stazione di Venezia. Desidero ringraziare la Procura della Repubblica e la Polizia di Stato per questo importante intervento. Estirpare la piaga dalle nostre città dei portabagagli abusivi e violenti è sicuramente una priorità per l'Italia e anche per Venezia. Assicuro in tal senso l'impegno del Comune di Venezia per rafforzare ancora di più la collaborazione del Comune e della Polizia locale con la Procura e la Polizia di Stato.
Vi presento l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, che è Luca Marcone, presidente dell'Avis regionale del Veneto. Buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi e saluto tutti i telespettatori che sono collegati in questa domenica che dovrebbe essere di festa, ma abbiamo visto che non tutte le notizie purtroppo sono così entusiasmanti e quindi continuiamo comunque... non positive. Esatto, continuiamo comunque con ricordare questa giornata che va a ringraziare tutti quelli che donano sangue e plasma. Perché oggi, Presidente, è la giornata mondiale dei donatori del sangue. Sì, oggi è la giornata mondiale, però usciamo dagli stereotipi e non è tutti i giorni la giornata del donatore di sangue e di plasma, vanno ringraziati tutti i giorni e quindi oggi c'è un focus particolare, ma non dimentichiamoci che sono circa 3.000 persone che ogni giorno vanno a fare questo gesto all'interno della Regione Veneto. Ecco, perché proprio oggi la giornata mondiale? Beh, il fatto che cada il 14 giugno è una scelta che è stata fatta a livello internazionale, ma diciamo che non è tanto importante vedere perché è proprio oggi, ma l'importante è che ci sia un momento per ricordare queste persone che del tutto gratuitamente fanno questo gesto che aiuta a salvare i pazienti e i malati. È un gesto gratuito, disinteressato, che ha alle spalle tutto un comportamento di praticamente persone che si tengono in salute, che stanno bene, che hanno dei comportamenti corretti, quindi non mettono a rischio chi poi riceve il sangue e era giusto trovare un momento per ringraziarli. Non dimentichiamoci che in Italia, non tutti i paesi la donazione è gratuita, in Italia la donazione del sangue e del plasma sono completamente gratuite. Questo va a rinforzare il gesto che viene fatto, va a rinforzare la qualità del sangue e del plasma donato e va a garantire agli ammalati delle cure che siano efficaci e anche con meno rischi possibili. Ecco, fra l'altro, Presidente, prima di iniziare stavamo proprio parlando di questo, un fatto gravissimo come quello avvenuto a San Stino, dove insomma l'abbiamo visto il gestende che uccide la zia, e però grazie alla donazione una donna che era stata accoltellata è stata salvata. Sì, di recente penso che gli telespettatori se lo ricordino, un'insegnante è stata accoltellata in una scuola in provincia di Bergamo da uno studente e per ringraziare i donatori ha rilasciato un videomessaggio all'Avis perché è stata salvata proprio in funzione del fatto che in elicottero con cui è stata soccorsa c'erano già delle sacche di sangue e l'hanno trasfusa subito. E, nella sua narrazione, è un video che trovate anche online sul sito dell'Avis nazionale, nella sua narrazione dice: mi sono sentita resuscitare quando ho ricevuto il sangue, altrimenti se non avesse avuto quelle sacche in elicottero molto probabilmente non sarebbe qui a raccontare quello che le è successo. Ecco, questo dà il senso di quanto sia importante donare il sangue. Com'è la situazione delle donazioni qui nel Veneto? Siamo autosufficienti? Allora, in Veneto siamo autosufficienti da molti anni ormai per quanto riguarda il sangue, non lo siamo per il plasma. È importante puntare sul plasma perché dal plasma si ricavano adesso, oggi, tutta una serie di farmaci che sono definiti appunto plasma derivati e che sono salvavita non in senso stretto, nel senso noi siamo abituati a pensare alla sacca di sangue che serve nell'immediatezza della tragicità. Invece sta aumentando, ed è già da molti anni che è così, l'uso terapeutico del sangue e del plasma derivati. La popolazione invecchia, aumentano le patologie croniche,
aumentano anche negli ultimi anni, aumenta la somministrazione di alcuni plasma derivati per patologie che in cui prima non venivano utilizzati. Penso alle immunoglobuline, che oggi cominciano e sono già utilizzati per i pazienti oncologici, per le malattie autoimmuni, per i trapiantati, e sono terapie che continuano per tutta la vita, per cui è sempre più importante donare il plasma. Pensiamo che i plasma derivati, purtroppo, se non arrivano dalle donazioni gratuite dei donatori, vengono acquistati sul mercato, e questo fa spendere anche molti soldi alla sanità, che potrebbero in questa fase storica essere risparmiati. Parliamo di decine di migliaia di euro, milioni, scusate, di euro. La sanità veneta spende ogni anno per comprare le sole immunoglobuline 10 milioni di euro. Potrebbero non essere spesi perché abbiamo i donatori in questa fase storica, abbiamo abbondanza di donatori, le strutture non riescono a farli donare perché c'è carenza di personale e ormai bisogna pensare di riorganizzare le strutture più che aspettare che arrivino i medici. Quindi, per capire, ci sono i donatori ma manca il personale. È un po' paradosso, certo. Questo? Sì, sembra strano perché abbiamo passato anni e anni a invitare le persone a diventare donatori, cosa che continuiamo a fare perché ricordiamoci, le generazioni scemano, quindi quelli che oggi la fascia più importante va dai 55 ai 65 anni come numero, i diciottenni, la fascia 18-25 sono esattamente in proporzione la metà come numero di persone. È vero che le tecniche ospedaliere migliorano, consumano meno emoderivati, ma ci sono anche meno persone che donano, quindi abbiamo questo diciamo, compito importante da andare avanti. Infatti Avis impegna e investe molto nell'attività nelle scuole per creare proprio una comunità che sia propensa al dono. Quando noi andiamo nelle scuole non va il presidente dicendo c'è bisogno di sangue, andiamo e facciamo dei giochi di ruolo in cui facciamo capire che la solidarietà, quindi l'aiuto reciproco, è comunque un valore aggiunto che fa stare meglio tutti quanti. Quanti sono i donatori in questo momento nel Veneto? Allora, Avis, che ha circa il 70% dei donatori, conta 130.000 donatori di sangue e plasma. E le donazioni che abbiamo raccolto nel 2025 sono 194.000 circa, sangue e plasma, e diciamo, l'andamento dei donatori è bene o male stabile, perché dobbiamo considerare che gli ultra 65 anni poi non sono più attivi e quindi non escono, diciamo, solo dalla fase donazionale, ma comunque restano nella compagine associativa, soprattutto se hanno ruolo di dirigenti. Però i diciottenni sono numericamente meno, e quindi se statisticamente il 4% della popolazione diventa donatore, abbiamo un bacino da cui attingere che è molto Ecco, questo proprio le chiedevo. Quanti sono i giovani? Perché lei diceva la fascia più importante è dai 55. Sì. Tra i giovani c'è una fascia che magari... Allora, nella prima parte, quindi dai 18 ai 25, abbiamo per fortuna il genere femminile che è molto più attivo, perché le ragazze hanno la testa più sulle spalle rispetto ai maschi, e quindi in quella fascia adesso abbiamo il 50% di maschi e femmine. Numericamente sono circa un 15% di tutti i donatori.
Però questo ci lascia ben sperare, perché vuol dire che le azioni che facciamo nelle scuole, noi come attività partiamo dalle scuole dell'infanzia per creare la cultura del dono, ma anche per coinvolgere le famiglie dei donatori, dei bambini, e anche nelle scuole dell'infanzia abbiamo molti genitori che si avvicinano alla donazione perché sono in una fascia d'età tipo tra i 25 e i 30 anni, sono più sensibili perché hanno i bambini piccoli, e quindi facendo questo tipo di attività riusciamo a coinvolgere anche le famiglie e quindi diciamo, a tenere quel bacino di donatori che tanto utili sono alla sanità e alla collettività. Io ora ho la pubblicità, quindi dovremo ricollegarci ancora una volta con Sant'Agostino di Livenza per vedere se ci sono novità. Lo avete sentito, stanno cercando il corpo e l'arma del delitto che il ragazzo avrebbe detto di aver gettato nel corso d'acqua assieme alla vittima. Sentiremo il nostro Christian Arboit con Edoardo Paris che si trovano sul posto. Noi ora diamo la pubblicità, poi torniamo subito qui in studio. Rieccoci nuovamente in studio con il presidente di Avis regionale del Veneto. Io le volevo chiedere anche questo, stavamo parlando di donazioni, parliamo del fatto che oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. Tante le iniziative fatte dall'Avis, abbiamo sentito anche quella insomma, di entrare nelle scuole per parlare del dono, della donazione. Ci sono altre iniziative che state mettendo in cantiere? Oggi in particolare è da alcuni anni che tutte le Avis territoriali localmente fanno delle iniziative proprio in occasione di questa giornata. Il mood è quello di prendere un monumento o una sede del municipio e di illuminarla di rosso, ma in alcune comunali hanno fatto anche delle piccole cerimonie simboliche commemorative. Poi Avis regionale ha in campo molte altre iniziative, oltre a quelle delle scuole. Stiamo collaborando con alcuni, anche a livello nazionale, con alcuni istituti di ricerca, perché ci dimentichiamo sempre che abbiamo comunque 130.000 persone che hanno una serie storica di dati sui valori del sangue e per esempio durante l'estate, quando compare la famigerata West Nile virus, noi abbiamo i riscontri a livello sanitario perché sappiamo che ci sono gli ammalati in ospedale, ma la domanda è, nella popolazione normale, che diffusione ha? Ecco, i donatori di sangue sono un indicatore, perché statisticamente quando vanno a donare e trovano una persona che non ha sintomatologie ma che poi riscontrano avere la West Nile, sono un ottimo riscontro per capire la diffusione di questi virus. E non dimentichiamoci che è comunque una banca dati di 130.000 persone che da anni hanno tutti i valori rilevati, quindi se si vogliono fare delle indagini epidemiologiche sono dati molto preziosi, cosa che finora non era stato, diciamo, visto sotto questo punto di vista. E l'Avis nazionale con importanti istituti di ricerca sta percorrendo queste strade. Poi con i giovani quest'estate a Jesolo il 5 e il 6 abbiamo delle attività per formare nuovi dirigenti del futuro, perché dobbiamo pensare anche al ricambio generazionale, e con alcune università stiamo facendo proprio un Avis Academy di formazione a livello proprio universitario per formare i nuovi dirigenti. Quindi è un Avis a 360 gradi che non si occupa solo di promuovere la donazione. Non dimentichiamo che in Regione Veneto ci sono 3 Avis provinciali che fanno anche la raccolta del sangue, quindi Padova, Treviso
e Venezia fanno anche a supporto delle strutture sanitarie la raccolta, e quindi siamo sul pezzo e non siamo la compagine associativa marginale che fa l'attività residuale, siamo proprio attori del sistema sanitario. Allora, io vedo già sul nostro schermo che è pronto Christian Arboit, Sant'Stino di Livenza, lo avete sentito, lo abbiamo raccontato durante questa prima edizione, si è spostato dal luogo delle ricerche. Christian, dove ti trovi in questo momento? Sì, Daniela, mi trovo in via Fratelli Cervi, davanti alla casa dove sarebbe avvenuto il delitto. Come vedi ci sono i sigilli, fra poco ci avvicineremo, l'immobile intero è stato posto sotto sequestro, in particolare l'attenzione degli inquirenti è volta alla legnaia di questa abitazione dove appunto si sarebbe consumata la mattanza. Chiara Guerra, 53enne, insegnante alle scuole medie qui in paese, uccisa dal nipote 17enne che poi l'avrebbe portata con una carriola nel torrente, lungo il torrente Margher, che si trova appunto un canale, mi corregge Franco Furlan, che è il vicino di casa. Allora Furlan, io le chiedo, lei che cosa ha visto quando è l'ultima volta che ha visto la signora Guerra? La Chiara tutte le mattine quando andava a scuola. L'ho vista giovedì mattina, normalmente, e dopo non l'ho più vista. Dopodiché ho visto gran confusione e tutto lì, finita lì. Stamattina siamo venuti a sapere quello che è successo. Inimmaginabile. Inimmaginabile. Una cosa, anche perché sono persone normalissime, persone corrette, conosco i genitori, il padre e la madre, tutti quanti. Una famiglia di insegnanti. Una famiglia di insegnanti, il padre è un rappresentante di medicinali per animali, una persona eccellente. Senta, lei non ha visto il ragazzo, non ha visto movimenti strani, la carriola? Non ho visto niente, no. Io abito qua, ho visto tanti carabinieri, tanto movimento, ma non ho visto nient'altro. Quindi, insomma, immagino lo shock nell'apprendere questa notizia. Un grandissimo shock, perché è una famiglia ben voluta, una famiglia bene di Sant'Stino. Quindi lei giovedì mattina l'ha vista per l'ultima volta, vi siete salutati? Ciao e via, basta. Perché tutti la descrivono come molto riservata ma anche molto disponibile. Una ragazza eccezionale, riservata, non era sposata, amava i suoi nipoti, quindi non capisco. Il ragazzo, che ragazzo era? Il ragazzo è un ragazzo normale, come tutti, 17 anni, 18 anni, dopo cosa è capitato non si sa. Grazie mille. Insomma, una tragedia della normalità, la possiamo definire così, di certo una tragedia che sconvolge l'intera comunità di Sant'Stino di Livenza. Lo hai sentito, Franco Furlan, forse una delle ultime persone che ha visto Chiara Guerra uscire di casa, l'ultimo saluto, e poi appunto la scomparsa, le ricerche, la mobilitazione che è tuttora in corso, e appunto i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'immobile sottoposto a sequestro penale da parte della Legione dei Carabinieri del Veneto. Sono diversi i sigilli che sono visibili all'interno di questa casa, di questa villa, una villa importante, molto importante. In particolare, te lo ripeto Daniela, le indagini si stanno concentrando sulla legnaia di casa. Sarebbe stato trovato del materiale biologico, del sangue. È già stato contattato l'anatomopatologo Cirnelli, che ha già avuto modo di confrontarsi con il 17enne che nottetempo ha di fatto reso la confessione davanti ai carabinieri, prima di Sant'Stino di Livenza, poi di Portogruaro. Sono chiaramente tutti schierati. Indaga, lo ripeto, per dovere
di chiarezza la Procura di Trieste, la sezione chiaramente dei minori. Resta da capire se ci saranno degli sviluppi, resta da capire se il cerchio delle indagini si allargherà, anche perché c'erano dei forti dissidi familiari. Anche questo sembra un elemento ormai pacifico, certo nulla che facesse presagire un epilogo del genere. Daniela, questo il quadro aggiornato da San Stino di Livenza. Con Edoardo Paris ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit, Edoardo Paris. Ovviamente torneremo a parlare di questo terribile delitto nel corso dei nostri telegiornali a partire dall'edizione di Treviso. Noi siamo ormai al termine. Presidente, solo una domanda velocissima: se uno volesse donare, dove deve andare? Allora, chi vuole donare contatti o i centri trasfusionali con il numero di telefono, oppure contatti nel sito di Avis Regionale Veneto, c'è un link per diventare donatori e poi viene indirizzato all'Avis comunale più vicina di riferimento, e quindi è molto semplice. Adesso fra poco ci sarà anche sul sito di Avis Nazionale, quindi le cose saranno ancora più semplici. Grazie davvero Presidente, speriamo di averla qua ancora per parlare di donazioni, perché è fondamentale, lo avete sentito. Siamo al termine, intanto ringrazio il regista Alessandro Granziera che ci ha seguito fin qui, e siamo giunti al nuovo appuntamento con la rubrica Percorsi di vita e di fede, dove i protagonisti si raccontano. Oggi incontriamo Paola Dei Pra, discendente di una storica famiglia legata alla tessitura ma anche all'ippico, un percorso di vita intenso ma anche carico di difficoltà, dove la fede è diventata un sostegno quotidiano per andare avanti. Io vi lascio con questa nostra rubrica, vi do appuntamento per la prima edizione a domani. Grazie, arrivederci. Nuovo appuntamento con Percorsi di vita e di fede, con noi Paola Del Pra. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Lucio. Allora, chi è Paola Del Pra? Paola Del Pra, ho 63 anni, ho studiato architettura, frequento la chiesa di Santa Maria del Rovere, do una mano a Don Adelino. Quindi lei è originaria di qua, insomma? Io sono originaria di qua, mio papà era di Treviso, mia mamma era belga. E so che c'è anche una bella storia tra i suoi genitori. Sì, loro si sono incontrati durante la guerra, perché durante l'armistizio mio papà era stato prelevato qua dalla caserma Tommaso Salsa. Mia mamma invece, siccome era un paese occupato dalla Germania, è stata presa e portata a lavorare negli ospedali, e si sono trovati nel campo di concentramento di lavoro italiano su Aglewitz in Polonia. Poi dopo, finita la guerra, sono scappati, papà ha preso il treno, è rientrato in Italia, mia mamma in quel momento era a Monaco, a piedi è tornata a casa con una sua compagna, e l'ha avuto una bellissima esperienza proprio dell'aiuto delle famiglie, ma sono stati 2 anni senza vedersi e continuavano a scriversi. È stato solo 2 mesi che si sono incontrati, poi è stato solo 2 anni di lettere. E alla fine, finalmente, mio papà è andato in Belgio, ha incontrato i genitori, anzi dirò che il nonno era già morto, quindi la nonna e lo zio di mia mamma si è presentato, e poi si sono sposati su in Belgio, sono venuti giù qua in Italia. Una coppia, mio papà e mamma, molto moderna, parlavano tantissimo insieme, condividevano i problemi di famiglia da subito. Mio papà era del 16, mia mamma del 26, quindi essere un uomo del 16, avere già queste idee moderne, non è facile. E aver fatto una guerra mondiale? Sì, però non è detto che ti rimanga dentro, ma era la mentalità di mio papà. Papà proveniva da una famiglia di industriali, e il nonno mio viaggiava tanto, e poi i lavoratori venivano proprio dalle campagne, e poi era una famiglia anche per loro, le persone che venivano dalle campagne. Quindi questo atteggiamento mio papà l'ha sempre avuto, questa gentilezza, questa disponibilità, questa apertura. Ma è strano, perché di solito chi è in un industriale, soprattutto chi ha la tessitura di un certo tipo, è, diciamo, il paron, deve invece esercitare il potere e il diritto? No, mio papà. Si ricordi che la ditta del Pra si è chiusa, e
Mio nonno ha venduto tutto, ha fatto un accordo con tutti i debitori perché non ne uscissero male. Dopo il 29? Dopo il 29 la Grande Depressione. La Grande Depressione. Mio nonno era sempre predisposto a dare da sempre i prestiti, quindi questi prestiti non sono più rientrati. Lui si è trovato in difficoltà a quadrare i conti in un momento di difficoltà come quello. Poi è arrivata la guerra? Poi è arrivata la guerra, mio papà è partito perché è stato richiamato, mio papà aveva già 30 e passa anni, è stato richiamato e poi è stato appunto, tutta la storia, è stato preso qua alla caserma Sassa e portato su in Germania, poi in Polonia. E quindi dopo... Ma lei è una figlia del boom economico. Sì, infatti io sono nata proprio per quello, sono nata perché mio papà lavorava alla Sanremo. Senta, poi anche lì c'è un'altra storia, perché anche lì c'è una storia di azienda, però che riesce ad essere quasi famiglia. Perché io ricordo che come no, io mi ricordo da Sanremo andava a cercare persone, ricordo anche che sono andati ad aprire un'azienda a Longarone e purtroppo col Vaillant il Vaillant si è portato via anche dei dipendenti. Ma Comunello era una grande persona, di una semplicità enorme. Mi ricordo che veniva a portare, noi eravamo al mare, veniva a portare i documenti al papà, lui al mare. Ah, per dire, sì, per da dire, firmare. Sì, da firmare. No, era una persona straordinaria, veramente di una semplicità, e si è affidato. E poi la conoscenza con suo marito? Ci siamo conosciuti con i cavalli. E è stato un cavallo che ci ha, perché mi avevano fatto provare questo cavallo perché doveva essere venduto e doveva essere venduto a una signora. E allora il proprietario ha detto: vorrei che fosse una ragazza a montarlo per vedere come andava. E là infatti l'ho provato, andò tutto bene e da là è cominciato la conoscenza. Ecco, poi da lì voi, suo marito, ha deciso di fare l'allenatore di basket. Lui era anche allenatore, amava tantissime cose, lui si appassionava di tutto, per cui poi ha lavorato come agente, ma questa passione per il basket è sempre stata, e quindi negli ultimi anni lui si è proprio dedicato, io parlo degli ultimi anni che siamo stati insieme, insomma, si è dedicato ai giovanili e alla crescita di questi giovani, andando anche nelle scuole, portando lo sport come lavoro di gruppo. E poi voi avete fatto anche un'associazione per la disabilità? Abbiamo fatto. Poi alla fine Paolo, nel frequentare continuamente questi ambienti che ormai si aspettava tantissimo dai giovani, cioè dare il massimo e avere tanto risultato. Lo stesso i genitori stessi erano troppo invadenti nell'educazione dell'arrivismo per questi bambini e lui non ne tante poteva aspettative, più. Tante aspettative. E lui non ce la faceva più, vedere questi bambini che piangevano in spogliatoio perché non riuscivano a affrontare le partite, non riuscivano a affrontare i genitori sul palco che continuavano a incitarli, o anche addirittura insultare i mini arbitri o roba di queste. Sono scene che proprio sono ineducative. In più, frequentando le scuole, vedeva anche tanti bambini di disabilità, bambini diversamente abili, e allora ha detto: ma perché non facciamo un'associazione per questi ragazzi che non vogliono far partite e questi bambini che hanno bisogno di essere integrati, che poi è stata veramente una cosa che è stato un incrocio bellissimo, perché poi dopo tutto ha funzionato. I bambini che erano normodotati lavoravano perfettamente con quelli con disabilità, e i bambini che proprio riuscivano anche, mi ricordo una bambina aveva 2 dita e andava avanti con sta manina dietro, si nascondeva sempre. Beh, la soddisfazione maggiore è quando ho fatto canestro con questa manina qua. Aveva trovato una tecnica per fare canestro e tutti gli altri la aiutavano, gli passavano la palla, non è che dicevano: beh, io passo avanti, tu non ci sei. Ecco che il gruppo, l'integrazione fra loro è stata una cosa meravigliosa, una grande soddisfazione. L'autismo, per dire, c'erano ragazzi con autismo, mio marito poi non ha mai fatto differenza, tu sei uguale agli altri, con le tue problematiche, ma sei uguale agli altri. E quindi lui ha saputo integrare le due cose. È stata un'esperienza
proprio importante, proprio importante. Poi un'altra esperienza molto dolorosa, molto dolorosa. È stata la Poi è stata la notizia del tumore. Mi ricordo che mi è arrivata la telefonata di una sua visita, un tumore, e sì, abbiamo cominciato una nuova lotta insieme, abbiamo mollato questa esperienza, poi non era fisicamente più in grado di andare avanti, siamo andati avanti un anno solo, era stato operato, siamo andati avanti un anno, poi non ce l'ha più fatta e abbiamo cominciato a lottare insieme, perché noi non avevamo figli, eravamo io, lui, e la mia famiglia era qua a Treviso e noi abitavamo a Monfalcone e abbiamo fatto riferimento a Udine. È stato veramente un trascorso pesante, perché ogni volta era una notizia negativa, ogni volta si trovava una tecnica, si provava una tecnica da radioterapia, terapie. Di che anni parliamo? 2015-2019, erano quegli anni là. Quasi 10 anni fa. Sì. Ed è stato veramente tremendo. Un calvario. È stato un calvario, sì, un calvario, perché e allora cercavi di tirarlo su, ma dai che ce la facciamo, dai che dobbiamo fare questa terapia, il dottore ha detto che ce la facciamo, lui era giovane, quindi i medici tentavano di tutto, di più, tutte le terapie innovative. A che età ci ha lasciato? A 62 anni, a 62 anni. E da lì invece la sua vita è cambiata? La vita è cambiata anche perché la preghiera continuava a sillavo, ma non sentivo risposta, E veramente ti giravi e quindi a quel punto... È da lì che è cominciato il percorso di fede? C'era già prima, non profonda ma c'era, perché con mia mamma, mio papà mi hanno sempre educato, però c'era quella superficialità che... c'è altro nella vita. In quel momento ancora di più l'ho sentito la necessità di pregare, di chiedere aiuto, perché non riuscivo a sostenere questo peso, ero da sola con lui e dovevo dare la forza per affrontare. E poi invece è arrivato il momento e non ce l'ha più fatta. A quel punto mi sono trovata da sola con degli amici, perché avevamo degli amici là, a darmi una mano. Un'amica in particolar modo mi ha sostenuto, giovanissima, mi ha sostenuto in quei momenti. Ho preparato tutto il trasloco e mi sono trasferita con la cassetta di mio marito qua a Treviso. E adesso? E adesso Paola chi è e cosa fa? E la Paola era quella che adesso ha cambiato completamente, si trova di fronte ad affrontare la vita da sola. E allora ho comunque una famiglia alle spalle, sono arrivata qua in chiesa perché Marina, mia sorella, frequentava la chiesa e così sono entrata all'asilo. E là Paola ha dovuto resettare tutto e ricominciare tutto da capo. Un lavoro umile, ma è stato grandissimo per me. Primo perché ho trovato un ambiente familiare bellissimo. Quindi lei ha ricominciato cosa? Facendo le pulizie? Facendo le pulizie dell'asilo. Però ho avuto un rispetto, un aiuto, che veramente una famiglia, una nuova famiglia, nuove conoscenze che poi ho trovato in tutta la chiesa. Poi si è aperta la mia famiglia perché non si è limitata alla mia personale né nel lavoro ma in tutta la chiesa. Ed ecco che... E la laurea in architettura? L'ho direzionata su un libro che è quello dei cavalli, quindi ho messo l'esperienza di studio con un'esperienza di cavalli e ho fatto una ricerca bellissima che mi sono anche... Ecco, questo percorso che l'ha portata fino a qua sarebbe stato lo stesso senza la fede? No, assolutamente, sarebbe stato sarebbe stato un vuoto perché nel momento in cui ti cadono tutte queste certezze, come fai a navigare? Non hai nessun navigatore, non hai niente davanti a te, hai il vuoto. Se non hai fede, se non credi negli altri, non credi in qualcuno, nel bene di dare agli altri. Perché adesso in tutto questa amarezza, questo dolore, è venuto fuori dire adesso mi do agli altri. E quando vedi le persone che ti sorridono, dico grazie, ma è una cosa che ti gratifica tantissimo. È questo che ti aiuta. Il fatto di dare una mano, ma gratis, ma senza dover chiedere nulla in cambio, è questo che è importante, proprio donarsi, e questa è la cosa più bella.
È un'esperienza meravigliosa. Ma per lei la fede che cos'è? La fede è l'amore per gli altri, è l'amore, il cercare di comprendere gli altri e di... fondamentalmente è l'amore verso le persone anche nelle loro difficoltà, cercare di comprendere. È ovvio che poi alla fine se la persona che hai di fronte non ti vuole ascoltare, allora però sempre la predisposizione verso gli altri, amandoli, questo sì. Grazie. Grazie a te Lucio.